Trattati come schiavi, pagati 3 euro l'ora e costretti a lavorarne 11 filate nei campi e nei vigneti, spesso lasciati senza cibo o costretti a mangiare un panino mentre erano piegati a raccogliere gli ortaggi, senza contare tutte le volte che venivano picchiati perché scoperti a dissetarsi durante le ore più calde delle giornate estive. Queste le condizioni in cui dovevano lavorare 13 uomini marocchini. 2 di loro, esasperati dai ritmi massacranti e dalle botte, si sono rivolti ai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia. Gli aguzzini erano loro connazionali, 5 cittadini marocchini che avevano messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro clandestino, un giro d'affari da 350.000 euro all'anno. Operazione Miraggio perché i lavoratori accettavano di essere schiavi per ottenere un permesso di soggiorno. Un lavoratore, pur essendosi leggermente ferito un occhio ma tale da dover ricorrere alle cure sanitarie presso un pronto soccorso, il giorno dopo è stato reimpiegato al lavoro bendato, con un occhio bendato, medicato, poiché generalmente questi lavoratori lavoravano anche in condizioni di privazioni dei dispositivi di protezione individuale. La base di questa azienda, gestita dai marocchini che forniva braccianti, era nel Rodigino a San Martino di Venezia. All'interno dell'organizzazione i compiti erano suddivisi. Il titolare era un marocchino di 30 anni, poi c'era l'addetto ai pagamenti e 3 persone invece erano i caporali che trasportavano e sorvegliavano i lavoratori sfruttati nei campi. Per 4 di loro i carabinieri hanno disposto l'obbligo di dimora e di restare in casa nelle ore centrali della giornata. Il quinto invece è irreperibile. L'indagine, partita dopo una denuncia di 2 ragazzi sfruttati, ha consentito una prima ispezione in un fondo agricolo di Cavarzare nel Veneziano. Da qui, dopo un anno di indagini, i carabinieri hanno scoperto il sistema di sfruttamento degli stranieri impiegati soprattutto in campi di ortaggi e in vigneti della Bassa Padovana, a Tribano, Arre, Montagnana e Conselve. E i carabinieri ora stanno cercando di capire se le ditte che usufruivano della manodopera fossero a conoscenza delle condizioni di sfruttamento che la ditta di Marocchini imponeva ai suoi lavoratori, che di fatto erano fantasmi per il fisco. Il risultato operativo di inibire queste persone a continuare a sfruttare i connazionali sul lavoro ci consente adesso di meglio dettagliare le condizioni e i rapporti di lavoro contrattuali che esistevano tra questa azienda e le ditte che poi chiedevano l'impegno della manodopera. I 13 marocchini sfruttati ora hanno ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.